Saluto da Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia e Romania. Ti faccio vedere in questo video un orrore dentale che è stato fatto da una clinica degli orrori in Moldavia che sta rovinando pazienti. È importante che io faccia questi video per metterti in guardia dai lavori fatti bene rispetto ai lavori fatti male. In questo caso vedi una radiografia. Do per scontato che non sai leggere una radiografia, quindi te la devo spiegare. Quello che vedi bianco è metallo, ceramica, si vedono le viti nell'osso, gli impianti dentali che sono stati messi. Fai attenzione ora a queste radici, sono fuori dall'osso, sono completamente fuori dall'osso. A questo paziente hanno messo degli impianti dentali. In questa zona ci sono tanti errori in questa radiografia. Questa è una clinica che non cura correttamente i pazienti, ha messo degli impianti dentali nell'osso lasciando la bocca malata. Tutte queste radici qua sono in espulsione. La piorrea sta portando a perdere tutti i denti. Questo paziente li sta perdendo. Qua erano da togliere tutti i denti e fare tutti i denti con impianti dentali nella parte sotto. Sopra ha delle corone questo paziente che sono ben più larghe addirittura degli impianti dentali. Questo è per esempio il profilo dell'impianto dentale, ma la corona è come se fosse un cappello largo dal quale entrano spifferi sotto la corona con il cibo, i batteri e tutta la sporcizia che poi fa infettare tutta la bocca e mantiene questa infezione. Infatti l'osso doveva essere qua, si sta già ritirando dagli impianti dentali. E queste periimplantiti si chiamano, le infezioni degli impianti, si andranno poi a contagiare anche ai nuovi impianti che sono stati inseriti nella bocca del paziente. Questi impianti dovranno nello specifico montare poi sopra dei denti che saranno lunghissimi rispetto alla lunghezza della radice e ti faccio vedere per esempio qua sotto quelli che sono i denti infatti che hanno montato. Si crea una leva come una barca a vela con una vela lunghissima e una pinna sott'acqua di 1 metro. Alla prima folata di vento cosa succede? La barca si ribalta. Allo stesso modo, quando il paziente inizierà a masticare con questi denti, avrà una rottura della vite che c'è dentro all'impianto dentale e il paziente rimarrà coi denti in mano. Nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi, l'osso attorno si andrà a riassorbire, si ritroverà in mano il ponte con anche l'impianto. Nella parte vicina l'osso è molto riassorbito, si creano delle zone di accumulo di cibo che manterranno la piorrea attiva, quella che si chiama parodontite, perderà questo dente e dovrà rimettere un altro impianto dentale in questa zona e quindi dovrà riandare all'estero a farsi di nuovo curare. Nella parte inferiore gli hanno mantenuto praticamente il cadavere. Hanno mantenuto tutte queste radici nella bocca. Questa è una bocca malata, il paziente non ha curato la bocca. Ha delle radici in espulsione a causa della piorrea, le capsule sono più larghe degli impianti dentali nella parte qua superiore, c'ha degli impianti dentali vicino a delle radici che dovevano invece essere tolte. Perché succede questo? Succede perché pazienti vengono accalappiati da persone che non sono medici, portate in cliniche degli orrori a essere macellati, vengono allettati da delle promesse di preventivo molto basse, pagamenti dilazionati, tutto rose e fiori e tutto poi alla fine si tramuta in un dramma di un paziente che ha speso tanti soldi, ha fatto viaggi all'estero, si è assentato da lavoro e dovrà rifare completamente la chirurgia, togliere gli impianti malmessi e fare invece un piano di cura che tiene conto di tutta la bocca, che va a risolvere tutto il problema masticatorio, che non si concentri solo su alcune zone, senza andare invece a tenere in considerazione delle malattie che sono presenti nella bocca, delle situazioni di scompenso come occlusione errata. Qua addirittura hanno mantenuto i denti tutti consumati, abrasi, questo è il bruxismo, sono stati mantenuti e quindi la bocca, non essendo stata riabilitata, andrà a masticare in maniera non corretta, quindi si scheggeranno i denti in metalloceramica che hanno fatto. Ci sono molti problemi, la bocca che c'è in questa radiografia ha la malattia parodontale, ha impianti dentali che verranno via o si romperanno o perderanno osso e ha una bocca che non funzionerà in maniera corretta.
dovrà tornare all'estero a rifare avanti e indietro altre cure. Questo è il lato negativo del turismo medico, il turismo medico pericoloso. Quando una clinica non ha qualità, non riesce a comunicare la qualità, rimane solo elemento del prezzo come pubblicità. Non riescono a attrarre i migliori pazienti che cercano la qualità e quindi attraggono i creduloni, le persone che credono che con 2000 euro sistemano la situazione. Questo è un paziente che magari aveva pochi soldi, voleva solo masticare, ha affrontato 2 viaggi all'estero, ma poi alla fine si ritrova a tappare una buca, nel frattempo si apre dall'altra parte della bocca un'altra buca e alla fine, sommando tutti i soldi che avrà speso, era meglio se faceva le cose fatte bene dall'inizio, se si fosse affidato a una clinica che ha come abitudine guardare alla foresta e non a guardare al singolo albero. Bisogna prendere in considerazione tutti i problemi della bocca e fare dei piani di cura che siano completi, che vanno a risolvere una volta per tutte tutti i problemi della bocca del paziente, quello estetico, quello funzionale e quello della salute. Questo è il modo in cui lavoro io, in cui lavora la mia equipe, è andare a far uscire dalla spirale del dentista una volta per tutte il malato, il paziente, e non rubargli dei soldi. A questo paziente gli hanno semplicemente venduto 4 impianti dentali con dei denti. Sono stati inseriti in una bocca malata, non andando a riabilitare completamente la bocca e ora il paziente si ritrova nei guai. Fai attenzione quindi alle persone che ti cercano di attrarre all'estero, non solo in Moldavia, anche altre nazioni, promettendoti l'eccessivo risparmio, mettendo tutto incluso nel viaggio, magari che ti promettono anche pagamenti dilazionati, perché per esperienza ti dico non è possibile offrire un prezzo talmente basso con anche questi benefit dell'alloggio, dei voli inclusi, dei pagamenti dilazionati e fare delle cure di qualità e avere dei dottori bravi, veramente bravi che lavorano in equipe con te. Queste sono cliniche le peggiori della città che cercano di attrarre pazienti sfortunati che sono stati indirizzati male da persone che avevano l'unico scopo di lucro, di prendere dei soldi da quella clinica per portare dei pazienti a essere rovinati. Fai molta attenzione, guarda gli altri video di orrori dentali che trovi su YouTube che ti mostrano il lato oscuro del turismo medico all'estero.